Bentornati su Zwischer Channel in questa grande serata di elezioni. Questa sera si decide il futuro di varie città e parleremo della provincia di Padova. Padova, il capoluogo che va al voto, i sondaggi, le anteprime, gli exit poll e molto altro, questo tra pochissimo. Adesso andiamo subito a vedere i dati in anteprima. C'è un ritorno di audio, devo dirlo alla regia, grazie. Allora andiamo subito a vedere, perché non sono ancora terminati di arrivare i dati sull'affluenza, anche se posso già dire che è risultata molto alta per essere un ballottaggio. Ecco, adesso sono pervenuti tutti i dati sull'affluenza, quindi possiamo leggerli assieme. A Padova l'affluenza alle ore 23 è stata del 57,03%, quindi poco inferiore rispetto al primo turno, che aveva visto un 60,77% degli aventi diritto al voto che si erano presentati alle urne. Ad Abano Terme il 52,23% aveva espresso alle 23 il proprio senso, e a Vigonza alle 23 solo il 43,97% aveva votato. Sicuramente Vigonza tra le tre in ballottaggio quest'oggi nella provincia è la peggiore. Ha iniziato nel primo turno alle 12 con il 13,86, ha continuato alle 19 con il 30,50, per terminare al 43,97. Ricordiamo che al primo turno il sondaggio definitivo era di 58,73%. Ci spostiamo a Padova perché la battaglia è già cominciata e sarà sul filo del rasoio. Come sappiamo c'è un asse, l'asse Sergio Giordani e Lorenzoni, che porterà più voti sicuramente a Giordani, e l'asse del centrodestra è rimasto pressoché invariato, solo Luigi Sposato si è aggiunto alla coalizione, e infatti per ora conduce Sergio Giordani con 52,17% contro il 47,83% di Massimo Bitonci. Per Abano Terme attualmente non ci sono ancora dei risultati, neanche per Vigonza. Eccoli qua. Ricordiamo però chi è al ballottaggio ad Abano e a Vigonza, con l'aiuto della grafica. Eccoli qui. Ad Abano Terme in ballottaggio ci sono Federico Barbirato, ed Emanuele Boccardo. Grazie alla regia. Allora andiamo a vedere un attimo. Al primo turno Emanuele Boccardo del centrodestra, Lega Nord, Lista Civica Abano dice no, Turismo è lavoro, Forza Italia e Abano Città Sicura, aveva raccimolato il 26,53% delle preferenze. Mentre Federico Barbirato, sostenuto dal Partito Democratico, Lista Civica, Cittadini per il Cambiamento, Passione Abano, Sport, Turismo e Ambiente, aveva raccimolato il 29,94%. A Vigonza invece si sfidavano Paggio Cesare, appoggiato da Lista Civica, Cesare Paggio Sindaco, Partito Democratico, Unione di Centro, Frazione al Centro e Fare Grande Vigonza. Aveva raccimolato il 26,44% contro Maragon Innocente, che aveva raccimolato il 31,23% con la Civica Vigonza Viva, Stefano Maragon Sindaco, Forza Vigonza e Insieme Annunzio Tacchetto. Queste erano tutte le civiche a sua disposizione, ovvero 4 contro 4 con un partito. Torniamo a Padova perché insomma la battaglia più importante è proprio quella nella città del Santo. Stiamo attendendo i dati che confluiscano. Allora, c'è un aggiornamento
ed è molto interessante questo aggiornamento perché ci dice di quanto la soglia sia molto bassa delle preferenze. Attualmente si è abbassato di un punto percentuale il consenso di Sergio Giordani, 51,38%, mentre Bitonci con 48,62% si è alzato leggermente. Ma andiamo a vedere più in dettaglio i numeri, perché i voti a sostegno di Sergio Giordani sono 3.922 per il momento, mentre quelli per Bitonci sono 3.712, quindi circa 300 voti li separano, e quindi non è una soglia molto alta. Ecco. Andiamo a vedere chi appoggia l'uno e l'altro. Sergio Giordani è appoggiato da Socialisti Europei, Padova Bene Comune, Padova è Area Civica, Lorenzoni Sindaco, Coalizione Civica di Padova, Giordani Sindaco e Partito Democratico. Massimo Bitonci è appoggiato da Fratelli d'Italia AN, Forza Italia, Lega Nord, Liga Veneta, Movimento del Buon Senso, Veneto Libertà, Direzione Italia, Bitonci Sindaco, Prima Padova e Osa Sposato Sindaco. Queste erano le liste a sostegno. Ricordiamo che per Sergio Giordani Coalizione Civica di Padova e Lorenzoni Sindaco, e per Massimo Bitonci Osa Sposato Sindaco sono le liste che si sono collegate per il ballottaggio. Adesso andiamo a vedere un attimo se c'è la cartina. No, non ce l'hanno ancora data la cartina, peccato. Attualmente le schede bianche per Padova sono 28, le nulle 56, quindi comunque anche un gran numero di schede bianche e schede nulle. Aggiornato il dato, attenzione perché c'è un'ulteriore rimonta di Massimo Bitonci che attualmente si attesta al 49,39% contro Sergio Giordani che è al 50,61%, quindi una battaglia molto aperta e che si spingerà probabilmente molto a lungo, perché come ho già detto l'asse Giordani-Lorenzoni è un asse che comunque ha portato molti voti, perché il solo voto a Sergio Giordani nel primo turno era stato del 29 e quello a Lorenzoni del 22, mentre quello a Massimo Bitonci era del 49, quindi facendo due calcoli attualmente se tutto è andato come dovrebbe andare c'è un gap che è molto breve. E quindi sicuramente seguiremo queste infocate elezioni fino al termine, ma adesso ci spostiamo un attimo, andiamo ad Abano per vedere se ci sono dei risultati, se c'è qualche novità ad Abano Terme. Un secondo, allora ci dicono di no, che non ci sono attualmente risultati per quanto riguarda Abano Terme. Le sezioni scrutinate attualmente sono 0 su 18, gli elettori alle terme sono 16.392. Andiamo a Vigonza per vedere se ci sono lì dei cambiamenti. Ricordiamo che a Vigonza ci sono 18.405 elettori e 20 sezioni. Attualmente non ci sono neanche qui dei dati. Mentre per Padova appunto sono state per il momento scrutinate un secondo, sono state scrutinate 36 sezioni. Ecco, il dato è in continuo aumento. Attualmente Sergio Giordani conduce con 7.239 contro 6.984 voti per Bitonci. Questi sono per ora i dati. Vi ricordo che questa sera non andranno in onda tutte le serie previste su Fishing Channel Premium 1 e Premium 2, ma andrà in onda lo speciale nostro fino al mattino, quindi ad oltranza, fino a che non sapremo un risultato. A questo punto direi che tutte le ore di diretta che ci sono state concesse ci serviranno, perché sarà una cosa lunga molto probabilmente. Non è come i ballottaggi, come il primo turno nel quale c'era già una frattura molto evidente, quindi si sapeva già
quale sarebbe stato il risultato, ecco. Attualmente non ci sono modifiche sul voto, le sezioni scrutinate continuano a rimanere 36, quindi io direi di andare a fare un giro dei nostri inviati tra poco, perché potrebbero aiutarci, anche se non molto. Logicamente le sezioni che si scrutinano non aprono le porte, quindi solo i delegati del voto per l'uno o per l'altro hanno la possibilità di darci qualche indiscrezione, che per il momento riguarda appunto i seggi a Padova. Continuiamo a... ecco, allora si riallontana Giordani 51,02 contro 48,98 di Bitonci, 43 le sezioni rilevate attualmente, 72 le schede bianche, 122 le nulle, molte, parecchie. Vi ridiamo un attimo i dati sull'affluenza, perché attualmente è definitiva l'affluenza. A Padova alle 23 aveva votato il 60,77% al primo turno, mentre attualmente oggi ha votato solo il 57,3%. Nel primo turno aveva votato ad Abano Terme il 59,89%, in questo turno solo il 52,23%. A Vigonza in primo turno aveva votato il 58,73%, mentre oggi solo il 43,97%. In totale alle 23 oggi avevano votato il 55,22% su tutta la provincia di Padova. Quindi un dato sicuramente basso, ma in controtendenza a tutti gli altri, perché ricordiamo che nelle altre città c'è un dato che è in controtendenza, perché è molto basso, ecco, e invece qui è abbastanza alto. Torniamo alla situazione di Padova, perché potrebbero esserci degli sviluppi, quindi andiamo a vederlo subito. Ci sono degli sviluppi, sì, 50 sezioni scrutinate, attualmente il distacco è di 500 voti tra Sergio Giordani e Massimo Bitonci, 51,22 per l'uno, 48,78 per l'altro. Non ci sono per il momento altre indiscrezioni. Abano e Vigonza invece continuano a essere sconosciute, ecco. Quindi possiamo andare ad Abano a vedere se ci sono delle delle indiscrezioni attualmente. No, confermiamo che per ora neanche non ci sono neanche le indiscrezioni a Abano. Terremo sotto controllo ovviamente queste due piazze. E rimaniamo a Padova, dove 50 su 206 sono per ora le sezioni scrutinate. Vedremo un attimo come va. Nel frattempo che appunto non arrivano nuovi dati, io direi di mandare la prima pubblicità e poi noi ci ritroviamo qui tra pochissimo, sempre in diretta su Fisherman Channel Premium 1, su Fisherman Channel Premium 2 oppure sui nostri social. Vi mando la pubblicità e ritorniamo tra pochissimo.
Bentornati in diretta, allora siamo sempre qui su Fisher Channel Premium 1, Premium 2 per questa grande nottata in compagnia delle elezioni, lo spoglio dei ballottaggi, uno spoglio molto intenso perché sono attaccati i candidati. Tuttavia, attualmente possiamo dire che c'è un distacco quasi significativo che Giordani ha su Massimo Bitonci. Attualmente 51 e 56% di Giordani contro il 48 e 44% di Bitonci, 14.565 voti per Giordani, 13.684 per Bitonci. Abbiamo dei risultati anche da Abano Terme perché sono iniziate a pervenire le sezioni in leggero vantaggio, 51% circa per Federico Barbierato, quindi un vantaggio che era preannunciato a quello del primo turno, insomma. Allora andiamo subito a Vigonza per vedere se ci sono delle modifiche. No, Vigonza è ancora latitante, niente, non abbiamo ancora nessun dato da Vigonza. Ritorniamo subito a Padova per vedere se ci sono delle modifiche. No, attualmente non ci sono modifiche. Il dato comunque alto è delle schede nulle, 207 schede nulle, 117 addirittura quelle bianche, insomma un dato comunque alto anche per quanto riguarda le schede invalidate. Non ci sono novità a Abano, sappiamo che attualmente è in vantaggio Federico Barbierato dell'asse del centro-sinistra su Emanuele Boccardo del centro-destra. Non abbiamo novità a riguardo. Torniamo a Padova a vedere se ci sono delle novità. Sì. Sembra stabilizzarsi con 76 sezioni scrutinate per Sergio Giordani il risultato del 51 e 52% contro 48 e 48% di Bitonci. Sono ormai 1000 i voti che li separano, circa, sì, 1000, pressappoco 1000, i voti che separano l'uno e l'altro, quindi parecchi iniziano a fare la differenza, ecco. Attualmente non ci sono novità dai vari punti. Ricordiamo logicamente che motivo per cui Sergio Giordani è tornato attualmente in testa è grazie all'asse creato con Arturo Lorenzoni, ecco, in questa foto che ci ha proposto la regia, ecco. Erano assieme. Vediamo se a Padova arrivano degli altri risultati. No, attualmente non ci sono altri risultati. Vediamo un attimo se sono arrivati i dati però di affluenza, ok, totali a Padova. Hanno votato oggi 44.499 maschi, 48.972 femmine, totale dei votanti 93.471 con la percentuale appunto del 53 e 57,03%, scusate. Non ci sono per ora variazioni sul piano generale, penso di no. No, non ci sono variazioni.
Ok, sono state scrutinate adesso 88 le sezioni scrutinate, 19.152 i voti per Giordani, 18.094 quelli per Bitonci. Vediamo anche dalle immagini che ci manda il nostro inviato, adesso se la regia riesce a riproporcele anche in tempo reale, che c'è un po' di preoccupazione all'interno della sede di Massimo Bitonci, mentre vedo molto movimento all'interno di quella di Sergio Giordani. Ma andiamo prima ad Abano, se non è pronto il collegamento, per vedere se ci sono delle modifiche. Sì, allora, attualmente ci sono 9 sezioni scrutinate ad Abano Terme, avanti con il 52,82% Federico Barbierato su Emanuele Boccardo che rimane fermo a 47,18%. Sembra che non sia cambiato molto, infatti non ci sono stati apparentamenti. Andiamo anche a Vigonza per vedere se ci sono dei risultati anche sommari. No, Vigonza tutto tace come al solito, Vigonza è sempre l'ultimo. Ehm, Torniamo a Padova quindi perché non ci sono per ora dati nuovi. A Padova 94 le sezioni scrutinate, 51,62% per Giordani, 48,38% per Bitonci, 20.657 voti per Giordani, 19.360 per Bitonci, quindi un distacco che si sta sicuramente ampliando, sempre sui 1000 voti, non è molto la soglia, però per ora il dato sembra essere confermato e quindi attualmente quando siamo quasi alla metà delle sezioni scrutinate potremmo quasi dire che Giordani si affacci alla vittoria, potremmo quasi dirlo. Mentre lo possiamo dire con molta più sicurezza ad Abano Terme per Federico Barbierato che col 52,82%, 2052 contro 1833 voti, 47,18% sembra vincere ampiamente su Emanuele Boccardo. Anche qui sicuramente una sfida sui numeri, su pochi numeri. Ricordiamo che Abano ha avuto un'inflessione negativa rispetto al primo turno. Vigonza non ha novità attualmente, quindi io direi di dare la linea di nuovo alla regia per la seconda pubblicità e poi noi ci ritroviamo qui dopo tra pochissimo sempre qui su Zwisma Channel Premium 1 Premium 2 con questo grande spoglio elettorale dei ballottaggi.
Allora, rieccoci, bentornati in questa grande diretta. Allora, attualmente il distacco nella battaglia principale, ossia Padova, sono state scrutinate quasi tutte le sezioni, 118 su 206, quindi abbiamo passato la metà. Massimo Bitonci 48,55 contro Sergio Giordani stabile al 51,45. Poco fa stava parlando Massimo Bitonci e ha affermato abbiamo perso, ecco, quindi ormai un distacco incolmabile anche per loro. 26.324 i voti per Giordani, 24.837 per Bitonci, un distacco ormai di 2000 voti, quindi troppi per essere colmato. Bitonci l'ha presa sportivamente mentre stava parlando, ha detto che molto probabilmente rimarrà in consiglio comunale a fare opposizione, ecco, questo è quanto. Quindi se una battaglia si chiude ormai definitivamente e andiamo ad Abano Terme, dove anche lì la battaglia sembra essere chiusa e vinta da Federico Barbierato del centro-sinistra, ricordiamo attualmente a 52,82 contro 47,18. E andiamo a Vigonza, dove attualmente è in vantaggio Maragon innocente con il 53,37% contro Peggiaro Cesare col 46,63%, quindi una vittoria attualmente non da mettere proprio in cassaforte, perché i voti che li distaccano non sono molti, sono circa un centinaio, 562 le preferenze per Maragon, 491 per Paggiaro, quindi insomma la sfida è ancora aperta, anche se i dati starebbero ricalcando quelli del primo turno, quindi in realtà Maragon potrebbe già averla messa in saccoccia la vittoria. Ecco. Non ci sono per il momento variazioni. Allora, Federico Barbierato, lo confermiamo, è il nuovo sindaco ormai di Abano Terme. Per Padova ci sarà Sergio Giordani, il nuovo sindaco, mentre per Vigonza a questo punto Maragon potrebbe diventare il nuovo sindaco. Lui è l'unico, appunto, ancora un attimo in discussione, ma diciamo che ha già la vittoria mezza in saccoccia. Torniamo a Padova per vedere se ci sono delle variazioni non sostanziali. Il voto rimane ancora sui 2000 di differenza tra Giordani e Bitonci, 51,49 per l'uno, 48,51 per l'altro, quindi insomma ancora una differenza incolmabile, come diceva Bitonci. Sentiremo se mai farà un commento Giordani, quando lo farà. Per il momento non ci sono altri risultati e quindi io per il momento direi di mandare di nuovo la pubblicità. Poi ci rivediamo qui, sembra che la sfida sia terminata, quindi introdurremo Newsnight e poi appunto le news della notte, e termineremo molto probabilmente questa diretta.
Rieccoci in studio. Allora, confermiamo la vittoria di Sergio Giordani a Padova, il nuovo sindaco, perciò sarà lui, Sergio Giordani, con il 51,68, 3.890, scusate, 38.091 i voti per lui contro il 48,32, 35.616 i voti di Bitonci. Andiamo a Abano, dove anche a Abano la vittoria è definitiva di Federico Barbierato. Abbiamo anche appunto le percentuali definitive: 53,20 per lui, è ufficialmente il nuovo sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato, e questo è il primo comune che ha terminato completamente lo spoglio delle schede. Per lui andranno su 5 del movimento politico Partito Democratico, 4 della lista Cittadini per il Cambiamento e 1 della Civica Passione Abano. Quindi la sua sarà una squadra composta al 100% da quasi politica. Mentre andranno su per Emanuele Boccardo due, uno di Lega Nord e uno di Abano Dice No. Ecco, scusate, Emanuele Boccardo si ferma al 46,80 con 3.849 voti contro i 4.376, 53 e 20 di Federico Barbierato. Corriamo subito a Vigonza, dove il risultato è ancora fermo, però Maragon è in vantaggio attualmente. Padova, come abbiamo già detto, ha già eletto il proprio sindaco, quindi non c'è più alcuna ombra di dubbio, anche perché i dati appunto sono ampi, danno ampia vittoria di Giordani. Quanti servirebbero? Circa 2000 voti per ribaltare la situazione, 2000-3000 voti, cosa improbabile attualmente. Le schede bianche sono 314 e pensate 585 quelle nulle. È un voto particolarmente alto di schede nulle e bianche, quasi 800, quasi 900 schede bianche e 9 voti contestati, quindi circa 900 i voti contestati che non hanno trovato un padrone, ecco. Adesso vediamo un attimo se a Vigonza arriva qualcosa, in modo da darvi anche per Vigonza il sindaco. Attualmente le sezioni scrutinate sono 3 di 20. No, non ci sono novità. Sezioni scrutinate attualmente 170 a Padova, Sergio Giordani ancora 51,62% contro 48,38 di Massimo Bitonci. Prossimamente potremo addirittura sapere le percentuali che ci verranno date a fine del voto di chi andrà su nel consiglio comunale, ecco. Vediamo se ci sono delle altre novità. No, non ci pare che ci siano altre novità, quindi insomma una vittoria a dir poco non ampissima, però schiacciante, per 2000 voti, quella di Sergio Giordani a Padova. Non abbiamo novità, quindi andiamo di nuovo in pubblicità. Tra poco News Night con le principali notizie da Padova e provincia. Nel frattempo pubblicità, poi torniamo sempre qui con lo spoglio dei voti.
Bentornati, eccoci qui. Allora, sta parlando in questo momento Sergio Giordani, non riusciamo a sentirlo, lo potremo vedere dallo schermo, ma non ha molto senso se non riusciamo a sentirlo. Ha dedicato la vittoria alla sua famiglia, attualmente sta commentando, scusate, almeno io dovrei riuscire a sentirlo, almeno dagli auricolari, così poi vi riporto le sue parole. Ehm, Sì, da domani lavoreranno uniti appunto le disuguaglianze non servono a niente, queste erano le sue parole. Va bene, allora continuiamo perché sono arrivati anche dei risultati da Vigonza, risultati più concreti. Riportiamo subito a Vigonza dove, un secondo, sono state scrutinate attualmente. Eh, Scusate perché non abbiamo qualche problema. Ok. Sempre 53-53, quindi Maragon Innocente si porta verso la vittoria nel comune di Vigonza, ecco. Abano Terme l'abbiamo già liquidato con la vittoria di Federico Barbierato a Padova, Giordani è il nuovo sindaco e ci apprestiamo ad arrivare quasi alla totalità delle sezioni scrutinate. Il distacco attualmente è di 4.000 voti, sì, 4.000. 51,92 per Giordani, 48,08 per Bitonci, 192 le sezioni scrutinate su 206 a Padova, 348 le schede bianche, 658 quelle nulle e 9 voti contestati. Parecchie le schede bianche, parecchi i nulli. Vediamo da Abano Terme quante sono restate, se possiamo vederlo. Allora, schede bianche 110 e 224 quelle nulle, insomma, quindi parecchie anche ad Abano Terme. Non ci sono novità, però potremmo dire attualmente che Maragona abbia vinto a Vigonza, Giordani ha vinto a Padova, attualmente si sta portando verso il municipio, quindi lo vediamo un attimo in diretta. Sta passeggiando appunto verso il municipio dove tra poco dovrebbe arrivare. Non ci sono altre novità. Vigonza appunto sembra ormai sicuro Maragon Innocente con Vigonza Viva, Stefano Maragon sindaco, Forza Vigonza e insieme a Nunzio Tacchetto, queste le liste che lo appoggiano. Allora non ci sono ulteriori informazioni e quindi penso che potremmo quasi concludere qui, anche perché appunto il risultato, i giochi sono fatti, non ci sono, è stata veloce e indolore come cosa. Quindi io ridò la linea alla regia, grazie per averci seguito in questa diretta e noi ci rivediamo tra poco a News at One all'una e poi con il normale palinsesto di Striscia Marciano. Grazie per averci seguito e buona serata.